Buongiorno a tutti, eccoci qui alla centrale idroelettrica Pitter che avevo già filmato qualche tempo fa in un video breve da fuori. Bene, sono qui su indicazione di Michele che mi ha detto che c'è un sentiero dietro la centrale, sentiero che porta a vedere tutte le opere che sono a monte. Guardate che salita e guardate che figata di sentiero, io non ho mai visto un sentiero così. Guardate che roba, tutto zigzag fin sopra, bellissimo, non ho mai visto una cosa simile, molto suggestivo. Allora, questa centrale idroelettrica è un museo ed è visitabile, ho visto sicuramente il sabato perché Google mi dà l'apertura il sabato. Ovviamente oggi è lunedì, io oggi ho potuto venire e quindi verrò un'altra volta in caso a visitarla all'interno, però vi posso garantire che secondo me l'esterno, non dico che è meglio, però comunque vi dico qualcosa di questa centrale idroelettrica. Si trova a Malnisio, alla fine di questa salita ci sarà la vasca di carico della centrale, appunto. Inoltre da sopra si può apprezzare un meraviglioso panorama, mi dice Michele. Poi, seguendo il vecchio canale a piedi lungo il sentiero, si possono ammirare le vecchie opere idrauliche come lo stramazzo a gradoni del troppo pieno del canale e alcune chiuse. Ma la cosa incredibile di questa centrale idroelettrica, udite udite, perché è la cosa più importante di tutte, questa centrale idroelettrica ha acceso le prime lampadine a Venezia. E io, da veneziano doc, non solo non lo sapevo, però sono molto felice di ciò perché rende ancora più interessante, mi rende ancora più orgoglioso di questa visita. Vi chiedo solo di evitare i commenti di chi non mi conosce che dice il fiatone, non sei allenato, perché vi ricordo che se scivolo da questo sentiero sono morto, non sono neanche a metà e sto leggendo un telefonino e tenendo il gimbal con l'altro telefonino per fare il percorso scivoloso, perché vedete i sassi, questa notte è piovuto o comunque i sassi sono bagnati e per quanto abbia delle calzature serie, molto serie, non è che l'attrezzatura fa tutto, bisogna fare attenzione, stare attenti e in più sto parlando e ripeto, sto filmando tutto, quindi quando trovo le persone polemiche sul mio canale un po' mi dà fastidio. Ho comunque 53 anni e qualche chilo in sovrappeso, ma comunque se c'è qualcuno più giovane e prestante di me può venire a fare i miei video con un miglior risultato se lui crede, perché poi alla fine leggo che molti dicono che ho un gran coraggio a fare certi percorsi, magari questo un po' meno, però guardate che spettacolo ragazzi, guardate che spettacolo. Siamo saliti cosa? Una settantina di metri circa. Siamo saliti una settantina di metri e ne mancano tra i 20 e i 30 e abbiamo finito. Voi provate a pensare cosa vuol dire scivolare qui.
Ovvio che non è facile scivolare lì, ma pensate cosa vuol dire, o cadere giù. Comunque non è una passeggiata, o meglio, è una passeggiata, io mi diverto, ma è anche adrenalina. Molti mi dicono perché rischi, perché lo fai. Mi piace, mi diverto, adrenalina. E poi, cosa da non sottovalutare, molti di voi sono entusiasti dei miei video e questo mi fa piacere perché, come molti di voi mi dicono, gli faccio vedere alle persone luoghi sconosciuti ai più, e spesso sconosciuti anche a me, fin quando qualcuno di voi non mi contatta in privato e me li fornisce. E comunque vi garantisco che io ho un passo molto veloce, questo ve lo garantisco, perché mi è stato detto da gente 20 anni più giovane di me. Cammino ma a un ritmo molto veloce, da sempre ho avuto un passo molto veloce io. Vediamo cosa c'è qua dentro, non si vede niente. Io ho sempre avuto un passo molto veloce, il che sicuramente, seppur un po' positivo, stanca di più che avere un passo lento e rilassato. Mamma mia ragazzi, quanto ci ho messo? 6 minuti circa a salire con soste e parlando. Guardate che roba. Indicativamente siamo un 110-120 metri sul livello della strada. Il mio rammarico è che non c'è il sole, sennò senza nuvole poteva esserci un panorama ancora migliore. Allora io adesso ho un dubbio, voglio vedere di qua dove si va. No, di qua è tutto recintato. Vabbè, qua si passerebbe, ma si deve andare su per la scalinata. Vorrei specificare una cosa, non sto facendo nulla di vietato. Il parcheggio è aperto, vedete lì in fondo la mia macchina, per chi mi conosce sa qual è, anche perché è l'unica, ma ve la faccio vedere. Lì in fondo c'è la mia macchina, di fianco alla mia macchina a 20 metri ci sono gli uffici della polizia locale, tutto aperto, ho parcheggiato, anche se è chiuso il museo si può entrare lo stesso nel giardino e seguire questo sentiero che, ripeto, non è privato, recintato, non c'è scritto nulla, non è divieto d'accesso, quindi per chi vuole farlo non c'è nulla di illegale, anche se qualche vandalo, vedete, ha fatto dei danni. Adesso riprendo un pochino fiato e finché riprendo fiato vi faccio vedere qualcosa. Allora, mi viene da pensare che il sentiero sia questo, ovviamente. Sapete cosa faccio nel dubbio? Intanto finisco di filmare da qui. Comunque l'acqua, vedete, proveniva da qui c'è una chiusa, ma l'acqua proveniva da qui ci sono i filtri per non far passare nelle tubature che portano giù alla centrale i vari rami, tronchi, immondizie. E beh, che vi posso dire? Archeologia industriale. Oggi vi sto facendo vedere un urbex molto diverso dal solito, perché è un urbex 100% legale. Non voglio dire 100% sicuro, perché non voglio. Io spero sempre che, se qualcuno di voi mi imita, abbia la preparazione sia nell'abbigliamento
sia nel fisico per fare queste cose, perché magari ho il fiatone, ragazzi, non dico mica di no, ma sto filmando, parlando, camminando velocemente, sto facendo tutto e il discorso non è preparato, ovviamente. Sono qui che improvviso perché non sono mai stato qui. Molti fanno dei, come si può dire, vengono qui prima a fare una ricognizione e poi si preparano un discorso, cose, non mi preparo niente. Con me siete in diretta, quasi diretta, perché il video verrà postato diciamo fra un'ora, quando avrò finito, mezz'ora. Guardate che roba, guardate che spettacolo, ragazzi, cioè io lo trovo meraviglioso, meraviglioso lo trovo. Il museo mi hanno detto che è molto bello, la centrale è bellissima dentro, me l'ha detto sempre Michele, perché io alla fine, lo ammetto, non ho problemi a dirlo, io vivo grazie alle vostre segnalazioni, perché se voi non mi segnalate questi posti, io non è che me li posso inventare. Per esempio adesso cosa sto facendo? Finché filmo sto facendo anche delle foto con l'altro telefono. Perché questo? Perché mi servono delle copertine per i video e comunque voglio anche dei ricordi fotografici. E quindi sono multitasking come il computer. Guardate che roba. Bellissimo. Vi ripeto, archeologia industriale. Cioè, questi ingranaggi sono storia. Questi ingranaggi sono storia. Questi ingranaggi hanno contribuito a illuminare Venezia con l'energia elettrica la prima volta che è successo. Pensate. Ovviamente l'elettricità è importante per tutte le città, per tutto. Ora è indispensabile. Pensate quando va via la corrente a casa. Vi ricordate una quindicina di anni fa quando è crollato quell'albero, mi pare al confine con la Svizzera, che mezzo nord Italia è rimasta senza corrente, non usare il computer, non c'è il wifi, le tragedie. Pensate che all'epoca, quando si sono accese le prime lampadine di Venezia, si faceva la storia, e la storia della luce a Venezia appunto partiva da qui, partiva da questo luogo bellissimo, perché adesso lo vedete così, ma pensate come doveva essere più di 100 anni fa, quando tutto è successo. Meno case, sicuramente. Guardate che meraviglia, scavata nella montagna, vedete? Qui è stato scavato, qualche piccola frana, ma nulla di grave. E adesso seguiamo le opere idrauliche. Scusatemi, ma allora seguiamo le opere idrauliche. Allora, abbiamo detto di qua. Vedete, i graffitari sono venuti fino a qui, ma li hanno fatti su una porta a ruggine, non hanno fatto danni. Io non ce l'ho per forza contro i graffitari, però pensate, se avete una casa vostra e vi trovate un graffito, non credo faccia contento proprio nessuno. Allora, adesso sto cercando di accedere alla mappa. Bene, allora la mappa mi dice che sto andando perfetto di qua, sto andando perfetto. Il sentiero sembra anche sicurissimo, pietra con le ringhiere ai lati. Guardate quest'albero, guardate che roba. Fra qualche anno avrà inglobato la ringhiera, perché è già cresciuto intorno alla ringhiera da più di un lato ormai. No, è chiuso? No, non mi dite che è chiuso. Adesso vediamo, ma se è chiuso io vado giù per il sentiero o quell'altro. Vedete, questa è la chiusa, qui correva l'acqua, qui correva l'acqua. Allora, fatemi capire. Ok, è saldato, quindi
io credo, presumo che si segua il sentiero giù, perché lo vedo anche comunque battuto, comunque quindi qualcuno ci ha camminato. E allora seguiamo questo sentiero. Io spero che questo sentiero porti dove io devo andare, perché ovviamente, a parte che mi sembra comunque, ripeto, battuto, anche gli scalini fatti in legno, come potete vedere, non sono casuali, vuol dire che qualcuno ha fatto. Adesso vediamo, cioè, sopra non ci sono più le ringhiere, questo è vero, però non è che, che qui a destra sia proprio super sicuro. Sì, ci sono alberi che ti bloccano se cadi, però non sono bellissimi, non è una bellissima esperienza. Allora io sto cercando di capire dove stiamo andando, perché allora il sentiero è lungo almeno 1 chilometro, forse anche di più, e poi prosegue, poi vedo che c'è anche una galleria, ma prima della galleria arriveremo a quello che vi dicevo prima, lo stramazzo a gradoni del troppo pieno. Allora, io vi ripeto, non sono un esperto di centrali idroelettriche, ma io credo che questo stramazzo fosse un qualcosa che evitava che, in caso di troppa affluenza di acqua a monte, che l'acqua tracimasse magari andando a valle e quindi tracimava più in alto, creando meno danni, con meno pericolosità. Ripeto, presumo, perché non sono un esperto. Guardate qua, la pila forse non serve, ma guardate, qui sopra correva l'acqua che andava alla centrale. E noi continuiamo a seguire imperterriti questo sentiero. Allora io non vedo impronte per terra, che magari forse non restano neanche, anche perché è piovuto, però comunque qualcuno qui ci viene saltuariamente, anche perché, ripeto, questi sono posti che non sai che esistono fin quando qualcuno non te lo dice, se non vivi qui o se non fai per caso delle ricerche, perché se tu non vivi qui o non vai a cercare da dove arrivava l'energia elettrica che ha illuminato Venezia, se tu non, in tutti gli altri casi, tranne in questi due, tu non conosci questo posto, c'è poco da fare. Sembrerà banale la cosa, ma è così. Per esempio i bunker del Vallo Alpino e della Fanteria d'Arresto si chiamano opere, ma voi sapete che si chiamano opere forse anche grazie a me, molti di voi, per carità, non gli esperti, perché se io scrivevo opere all'inizio, molti di voi mi è stato chiesto: ma cos'è un'opera? Un'opera non è altro che un bunker molto grande, di solito più vani, anche decine e decine in certi casi. Il più grande che ho visitato è 1,5 km. Però se voi non sapete cos'è un'opera, cioè magari capite che se uno legge entro dentro l'opera del Vallo Alpino, vabbè, un'opera, ma se tu scrivi bunker, la gente inesperta capisce meglio e dice: cavolo, un bunker, andiamo a vederlo. Ma non è per fare più visualizzazioni, è per far capire alla gente, perché è bello usare termini tecnici, è giusto usare termini tecnici. Insomma, se tutti parlassimo per sillabe come i grebani, insomma, Dante Alighieri risorgerebbe per ucciderci. Però voglio dire, quando si parla delle persone inesperte, come lo ero io di tante cose,
Io quando vedevo una costruzione sotterranea l'ho sempre associata al nome bunker, che è sbagliato, ma è così. Nella concezione dell'italiano medio un'opera non si sa cos'è e un bunker è una costruzione sotterranea o sopraterra in cemento armato. Va bene, allora noi qua continuiamo a camminare. Avevo detto che era almeno 1 chilometro, almeno, fino ai gradoni lì del troppo pieno. Adesso tiro fuori la piantina con l'altro telefono ovviamente e cerco di capire dove sono. Sono a meno di metà, quindi forse sarà anche 1,5 chilometri. O no, non manca poi tanto, sembra di più. Manca circa 600-700 metri, però poi se voglio andare all'antica galleria per la Valcellina bisogna vedere quanta salita c'è da fare, e lì è più di 1 chilometro, però quella è un'altra cosa. Io quello che voglio farvi vedere, voglio completare le opere idrauliche di questa meravigliosa e storica centrale idroelettrica. Ecco, vedete qua bisogna stare molto attenti, sassi e foglie bagnate, sono pericolose con la macchina, pensate voi come se non lo sono a piedi. Vedete, si va fuori per di là. Sì. Claustrofobia a strisciare qua dentro. Io una volta non ero claustrofobico, anche adesso non lo sono, però certe cose non mi ispirano più di tanto. Certe cose non mi ispirano assolutamente. Con l'età si cambia, è inevitabile, in meglio e in peggio. Invecchiando magari vengono fuori delle allergie, delle paure, qualcosa che prima non c'era quando si era giovani. Però quando si era giovani si era anche incoscienti, magari si andava dentro un buco e ci si restava dentro. Quindi si è tornati sopra, perché qui si interrompe il cancello, la recinzione, e qui si può ritornare a camminare. Molto bene. Il mio unico dubbio è: da che parte si va? Lì sopra o qui giù? Scusatemi, ma non è una cosa da poco, perché se sbaglio sentiero magari mi tocca tornare indietro. Non lo so. Sapete cosa vi dico? Che intanto stavo per scivolare, e vedete, fare 2 robe contemporaneamente è sempre pericoloso. Bene, allora, come potete sentire, perché sicuramente il microfono del cellulare ve lo fa sentire, c'è un vento molto forte e fastidioso, molto forte, abbastanza forte. Si sentono anche le foglie in lontananza muoversi, perché qui siamo, vedete, un po' in una vallata, quindi l'aria viene convogliata. Wow, guardate che figata sto sentiero, guardate che roba. Eccoli qua, è questo? È questo, credo. Aspettate che mi accerto di questa cosa, perché a me sembrava più lontano dalla mappa. No, sono arrivato. Antico sforatore di magnesio, è indicato così. Allora fatemi capire, perché non vorrei dire cretinate. Allora vedete, qui ci sono i 2 scalini, quindi qui il livello si abbassa, quindi se qui l'acqua arrivava troppo alta, a destra non trovava sfogo perché c'è la montagna, a destra si intende destra così guardando. Quindi cosa succedeva? Che questo
marciapiede dove camminiamo ora, questa riva è più bassa, oltre che essere verso valle, e quindi l'acqua usciva da qui, scendeva questi gradoni che ne rallentavano il flusso e andava in questo torrente. Bellissimo, bellissimo, meraviglioso, meraviglioso. Cosa volete che vi dica? Sono cose bellissime, io le trovo meravigliose. E poi guardate il panorama, l'aria è freddissima, non siamo sotto zero credo, no, non siamo sotto zero, ma l'aria è molto fredda. Adesso qui il venticello non c'è, però prima era molto fastidioso, anche le foglie non le sento più, sento l'acqua e basta. Forse è l'acqua che copre le foglie, vedete? E qui c'è il torrente che passa sotto. Qui bisogna stare molto attenti, vedete, perché basta un nulla per scivolare. È vero che ci sono le ringhiere, però una gamba ci si rompe lo stesso. E comunque hanno fatto un bel lavoro, perché hanno fatto queste bellissime ringhiere in acciaio zincato, il passamano con cavo d'acciaio da 1 centimetro, sì, 1 centimetro, forse 1,2, e quindi comunque hanno fatto proprio un bel lavoro, un bel lavoro. Beh, ma Friuli Venezia Giulia è regione autonoma è sinonimo di soldi, e di solito soldi ben spesi. Purtroppo qui non vedete, l'acqua trasparentissima, non dappertutto, ecco qui forse la vedete meglio. Purtroppo dal vivo non c'è il riflesso che c'è in fotocamera, allora non vedo nulla di vivo qui dentro, quindi non vedono rane, rospi, pesci, però l'acqua è splendida, l'acqua è veramente splendida. Beh, sentite, sono venuto fin qua. Facciamo anche questo di ponticello, stando attenti perché ferro sì, ma il ferro arrugginisce. Vedete? Qui c'è un altro torrente in caso di piogge, o una volta forse c'era del ghiaccio che si scioglieva, perché adesso il ghiaccio è una cosa molto, cioè si trova più facilmente nel freezer che in montagna purtroppo. I cambiamenti climatici, non voglio dire riscaldamento globale, perché il riscaldamento globale è una parola troppo grossa, perché ci sono certi paesi dove si muore dal freddo, dove nevica più adesso che una volta, quindi sono cambiamenti climatici, ma non è per forza riscaldamento globale, forse più che globale parziale, perché in certi posti fa più caldo ma in altri fa più freddo. Probabilmente il problema è che dove fa più caldo c'erano i ghiacciai che si sciolgono, mentre dove fa più freddo, per quello che ne sappiamo noi, i ghiacciai si potrebbero formare fra alcuni anni. Guardate che acqua limpida che c'è lì in fondo, aspettate che zoom, non posso non farvela vedere, guardate che roba, guardate che roba, spettacolo. Allora io proseguirei ancora un po', cioè vorrei cercare di capire se c'è questa galleria e se c'è, com'è fatta, perché comunque riguarda sempre la centrale idroelettrica, perché alla fine si seguono sempre le opere della centrale, sempre questi residui storici di archeologia industriale. Oggi questa parola archeologia industriale non l'ho mai utilizzata tanto come oggi, perché veramente parliamo di un luogo ricco di storia, ricco, pieno zeppo di storia. Allora, quanto manca la galleria? Oddio, adesso qui davanti a me, perché c'è un bivio, vedete, c'è un sentiero lì, ma io non mi avventuro lì perché la salita, intanto non so dove porta, fatemi vedere dove porta, ma non porta da nessuna parte più o meno, non c'è neanche segnato qui,
Adesso, stando molto attenti, cammino di qua. Allora, camminando di qua, indicativamente, quanti metri? Ma diciamo che tra i 500 e i 700 metri circa dovrebbe esserci questa antica galleria. Io spero di non annoiarvi, ma continuo, perché per me questa è una scoperta, assolutamente. Sapevo che c'era la galleria, ma non so cosa mi aspetta da qui alla galleria e quando arrivo alla galleria. La galleria sarà crollata, sarà murata, ci scorre l'acqua, c'è un cancello in acciaio con lucchetto, si può entrare perché ho la pila ovviamente. La mia pila mi accompagna ormai da quasi 2 anni e mezzo ed è stato uno degli acquisti migliori che abbia fatto. 110 euro spesi non bene, di più. Fa giorno, infatti molti mi hanno chiesto che pila ho e io la consiglio, ho fatto anche dei video, un video confrontandola con comunque pile normali, non nulla di eccezionale, però per far vedere che una pila come questa, guardate la grandezza, sì, uno dirà 110 euro sono tanti, sì, ma questa fa giorno, potete andare dove volete, questa fa giorno. Pensate che qualche mese fa con questa pila ho illuminato dalla campagna i lavori che erano a 100 metri, ho illuminato i lavori della costruzione del nuovo palazzetto e del nuovo stadio di Venezia, perché io non vedo l'ora in particolare che venga costruito lo stadio. Sarò contento anche per il palazzetto, per carità, perché noi siamo un capoluogo di provincia, Venezia, che non ha né uno stadio né un palazzetto adeguato al fatto di essere capoluogo di regione, scusatemi, non di provincia, di regione. Ci sono città che hanno 2 stadi e noi abbiamo 2 baracche e il palazzetto lasciamo perdere, perché se non ci avesse investito soldi il sindaco, col cavolo, che sarebbe appena decente. Comunque adesso incrociamo delle persone, quindi magari cercherò di spostare l'inquadratura per rispetto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questa dovrebbe essere la galleria, presumo, perché insomma non si scappa. Questa dovrebbe essere la galleria, però siccome ci passa l'acqua, come avevo ipotizzato tutto, tra le altre cose che ci passasse l'acqua, vorrei capire. Allora, intanto se avessi degli stivali potrei entrarci, li ho in macchina, ma non avrei mai pensato di entrare qui dentro. Sì, però non c'è un passaggio qui sotto, quindi dovrei calarmi. E se io mi calo, dopo come risalgo? Qui è legno marcio. Vabbè, ho capito che è meglio non neanche pensarci. Sono quelle cose che avrei fatto 2 anni fa da inesperto. Allora, questa è l'antica galleria della Valcellina e fa parte dell'opera della centrale idroelettrica, ovviamente. Adesso sto cercando di capire cosa sta coprendo questa costruzione, perché vedete, ok, c'è un capanno, ma il capanno ci farà passare di là o è... no, di là non passa, è un capanno che non so a cosa serva. Vediamo se è aperto. No, è chiuso. E qui c'è un edificio, c'entrerà qualcosa con la centrale idroelettrica. Allora, qui è finito tutto. Io quindi terminerò il mio video entrando qui dentro e cercando di capire cos'è. Forse un magazzino. Allora, qui c'è un lucchetto aperto, e comunque anche questo ha a che fare con la centrale idroelettrica, non ci sono dubbi.
tipi non hanno rubato quel poco di rame che c'era. Wow, si va giù, porco cane, e giù si cammina, eh sì, c'è la scala, non lo so, non ho voglia di andare giù, o forse sapete cosa faccio? Provo ad andare giù quando ho finito il video, perché ovviamente non posso andarci con questo. Vediamo, una vasca, che vi posso dire? Niente, ho finito. Io spero che vi sia piaciuta questa visita, insomma, durata 36 minuti, 37, della centrale idroelettrica Pitter, la centrale idroelettrica che per la prima volta ha illuminato Venezia, ha acceso le prime lampadine, e quindi un pezzo di storia. Niente, io ho finito, saluto tutti, sperando che vi sia piaciuta questa escursione. Io ho respirato tanta aria buona e fresca. E niente, buona giornata e al prossimo appuntamento.